Buonasera, bentrovati a Meteo Weekend. Io direi però di andare a scoprire l'argomento di questa sera con il solito video introduttivo. È insomma una puntata molto colorata, quella di oggi di Meteo Weekend, con i fiori in primo piano, li avete visti nel filmato, in realtà non solo i fiori, parleremo della flora in generale perché abbiamo con noi ospiti che fanno parte di un'associazione che si chiama GREF, Gruppo Regionale di Esplorazione Floristica del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo il presidente, ve lo presento subito, buonasera Roberto Pizzutti. Buonasera presidente del GREF, e accanto a lui torna, gradito rientro, Tina Kleinczek, naturalista, presidente anche della cooperativa Rogos, che tra l'altro gestisce proprio il giardino botanico della Carsiana, di cui parleremo tra poco perché insomma, è uno dei fiori all'occhiello da questo punto di vista della nostra regione. Io direi di cominciare ad addentrarci nell'argomento conoscendo un po' meglio il GREF che peraltro è stato protagonista in parte della puntata di Sentieri in Natura della scorsa settimana, e non solo, ma è comparso un articolo proprio su Green, uno degli inserti del Friuli, che esce il venerdì gratuitamente insieme al settimanale, e c'è proprio un articolo sul GREF, esploratori delle piante, lo potete ancora trovare, e tra l'altro vi ricordo che, insomma, come si dice nelle migliori edicole, c'è anche questa settimana invece l'uscita di Lifestyle con molti interessanti articoli, sempre abbinati al settimanale. Ma dicevo, parliamo un momento con Roberto Pizzutti, presidente del GREF, facciamo conoscenza un po' con l'associazione, ti chiederei un preambolo su che cos'è questa associazione, nata nel 1980 più o meno, grazie anche un po' alla spinta che ha dato il botanico, il professor Livio Poldini, che in qualche modo vi ha stimolato ad aggregarvi a tutti gli appassionati e non solo, insomma chi in qualche modo si occupa di botanica in regione, per avere un quadro integrato della situazione. A te la parola. Infatti il GREF è stato fondato dal professor Poldini proprio seguendo l'esempio centroeuropeo di ricerca delle specie floristiche su un territorio, facendosi aiutare da dei rilevatori, da semplici cittadini che con minore o maggiore professionalità sono stati in grado di raccogliere tantissime informazioni, tanto da riuscire a produrre un volume che riguarda praticamente tutte le specie del Friuli Venezia Giulia, distribuite in circa 80 quadrati, per ognuno ci sono centinaia e centinaia di specie. Opportunamente lo sta mostrando adesso. Ecco, questo è un libro che è stato fatto dal professor Poldini con l'aiuto dei volontari. Poi ce n'è stato fatto un aggiornamento, ma per dimostrare quanto ci vuole di passione, di competenza per riuscire a determinare tutte le piante, e quanto i cittadini riescano a dare una mano
cosa che noi cerchiamo di portare avanti ancora oggi, perché nel proseguire il lavoro del professore c'è ancora tanto da fare. Caro Roberto, ci sono interessanti sviluppi in questo senso, vedi, è stato un po' precursore questa cosa qua, perché adesso anche in campo scientifico queste iniziative citizen science che vengono avanti, dove il cittadino in qualche modo è coinvolto. Recentemente abbiamo parlato anche con l'ARPA per altri argomenti ed è interessante vedere che poi insomma, funziona questo meccanismo. Quello è stato antesignano nel lavoro. E quindi le attività di questa associazione spaziano in diversi campi, che sono prima di tutto la ricerca ovviamente, ma anche la didattica, attività escursionistiche per il riconoscimento della flora, ma anche per riconoscimento di habitat e accompagnamento di scolaresche per anche avere un quadro generale degli habitat. E recentemente la nostra intenzione è anche collaborare con gli orti botanici della regione, quindi con Carsiana principalmente, ma anche la Polse di Zuglio e l'orto botanico friulano di Udine, quindi un'attività che richiede proprio dedizione, nel senso che purtroppo i veri botanici hanno una certa età, bisogna riuscire a recuperare i giovani e qualcosa si riesce a fare tramite l'università sia di Udine che di Trieste, però vorremmo anche con questa trasmissione sollecitare l'interesse e cercare di aggregare ancora persone per fare proprio questo passaggio di consegne delle competenze proprio per un'utilità. Ecco, nel frattempo le immagini stanno scorrendo, naturalmente lo schermo si riempirà di fiori spesso e volentieri stasera, ma abbiamo visto anche invece delle immagini relative proprio alle attività a cui ti stavi facendo riferimento. Abbiamo visto per esempio anche i prati, perché come dicevi tu non è che è semplicemente una catalogazione di piante e fiori, ma c'è forse anche un controllo della salute, no, dell'ambiente. Dell'ambiente, sia dal punto di vista di cosa c'è di valido che dobbiamo preservare, sia dal punto di vista di quello che può entrare e comportare un pericolo quando diventa invasivo. E quindi per esempio sul discorso dei prati, oltre ad essere stati fra i promotori della legge regionale per la tutela di questi habitat, cerchiamo di far conoscere la legge e conoscere il valore naturalistico, per cui oltre ad escursioni che facciamo soprattutto nei mesi fra aprile e giugno, inizio di luglio, abbiamo fatto per esempio anche un libretto che è quello dei quadri, no scusate, dei prati della congrua di Ciconico di Fagagna e delle carte che rappresentano in un mazzo di ramino di 100 e passa carte le principali specie, e quindi uno giocando a carte può anche imparare quindi proprio a riconoscere. ci si può giocare? Sì, si può veramente giocare come a ramino, e con questo si impara a riconoscere le immagini, e con un po' di pazienza, un po' di dedizione anche si possono imparare i nomi italiani e scientifici. Ecco, poi entreremo a spiegare meglio tutte queste singole attività, ampliando un po' il nostro discorso, però poco fa, mentre vediamo altre belle piante, si vedevano anche immagini di uscite non solo in regione ma anche fuori regione, c'è anche questo aspetto, no? Certamente, abbiamo fatto per esempio bellissimi viaggi sulle Alpi in Germania, in Austria, in Serbia, un bellissimo viaggio di ricerca in abbinamento con dei ricercatori delle università locali che si hanno sempre dato la loro disponibilità ad accompagnarci, e quindi un lavoro veramente istruttivo che non sarebbe mai possibile con semplici attività turistiche. Oltre a questo abbiamo fatto ovviamente anche in Italia. Quello che ci ha più appassionati è stato l'Abruzzo, effettivamente sotto tantissimi punti di vista. Certo. Siamo andati prima del terremoto e ci dispiace molto quello che è successo e che non è detto che ci sia più tutto quello che abbiamo visto. Comunque dal punto di vista naturalistico, ecco, poi per esempio fuori regione anche l'Orto Botanico di Padova è stata una delle nostre mete.
assieme ad un gruppo di padovani con cui collaboriamo proprio cercando Quindi diciamo di una rete che va oltre, fare una rete oltre la regione, forse anche oltre i confini nazionali, no? Sì, dopo in abbinamento con la Società Botanica Italiana e con anche Giras, un'associazione che si interessa teoricamente di orchidee, ma poi insomma fa anche In quanti altre siete attività. come soci? Non siamo tantissimi, una sessantina, Però coinvolgete parecchia più e gente siamo intorno. di tutta la regione, oltretutto, sì, da Trieste a Sacile, dove ci sono dei valentissimi rilevatori, e poi appunto con le nostre attività abbiamo fatto incontri con il CAI, con la società, con l'associazione micologica e botanica friulana. Sì, abbiamo Qui visto a poco fa. Udine facciamo proprio gli incontri settimanali. Veramente il discorso botanico viene sviluppato il secondo e il quarto mercoledì del mese a Cusignacco, alla quinta circoscrizione. La micologia viene fatto il primo e il terzo mercoledì. Per cui chi vuol venire è alle 19:30 appunto nella sede della E poi circoscrizione parleremo di nuovo Cusignacco. del coinvolgimento dei giovani, parleremo di biodiversità con i nostri ospiti, ma è il momento di andare in pubblicità e rientriamo con le previsioni del tempo, ore 7. E invece noi veniamo a Tina Krajicek per parlare della Carsiana. Abbiamo parlato dei fiori, degli orti botanici, non può mancare, cara Tina, un riferimento alla Carsiana. Tu la gestisci, raccontaci un po' come è cambiata nel tempo, perché c'è anche un'evoluzione, no? E ci sono anche delle particolarità rispetto ai classici orti botanici. Esatto, Carsiana è un giardino botanico molto particolare perché raccoglie la flora tipica carsica e si differenzia dagli orti botanici perché le specie non vengono disposte in base ad affinità genetiche, ma in base all'habitat dove noi le possiamo trovare fuori. Quindi a Carsiana sono stati ricreati 8 habitat tipici del Carso. Copre un'area che non è particolarmente grande, qua ha vediamo circa l'ingresso, tra 5.000 metri quadrati e raccoglie ben 600 specie, tutte appartenenti alla flora carsica. Ecco, qui vediamo proprio l'ingresso. Dunque, da quanti anni è che diciamo, hai, fra virgolette, tu, insomma, la cooperativa ha la gestione della Carsiana? Dal 2011. Ecco, e come avete deciso poi di strutturarla in questo modo? Cioè, qual è l'importanza? Quella di dare l'idea di trovarsi in giro per il Carso? Esatto, si cerca di ricreare un habitat il più naturale possibile, facendo anche degli interventi mirati che sono volti a limitare l'incespugliamento e l'eccessivo ombreggiamento in certe zone. Sì. Ecco, qui vediamo dei bellissimi fiori, però adesso non è periodo di grande Non è proprio stagione, ecco. oggi è appunto l'ultimo giorno di apertura. Un'annata tipo, come abbiamo le fioriture migliori, quando è il momento migliore per... L'apertura è il 21 di marzo, Sì. quando possiamo ammirare le fioriture precoci, soprattutto nella zona di Bosco di Dolina, che è quella zona che si presenta tutta fiorita prima che gli alberi emettano le foglie. Dopo abbiamo la fioritura nella landa carsica, nella boscaglia carsica, che è forse il picco primaverile di quantità di specie in fiore. In estate abbiamo in fiore tutte le specie tipiche del Carso montano, quindi quelle alpine, per poi avere un'ultima fioritura in autunno. Sì. Adesso come sei? In periodo di? Adesso chiudiamo. State per chiudere. Oggi è l'ultimo giorno. Oggi era l'ultimo giorno e quindi sei... Esatto. Oggi era proprio l'ultimo Per giorno. quest'anno abbiamo finito con le visite guidate, con l'apertura al pubblico, ma procederemo con i lavori invernali. Ecco, prima Roberto Pizzuti si riferiva alla collaborazione col GREF, in cosa consiste? Abbiamo avuto il GREF in visita, abbiamo fatto una visita guidata dedicata proprio al riconoscimento delle specie e molto esplicativa per quanto riguarda la gestione del giardino, delle varie aree. E poi io collaboro anche con Roberto per il GREF, appunto. Per il GREF, sì, tu personalmente. Sì. Qualche specie particolare, qui stiamo vedendo una serie di fiori, qualche specie particolare che contiene anche specie rare? Abbiamo specie endemiche del Carso, ecco, sì. Quindi... Per esempio l'iris illirica, che era Sì. quella viola, si è vista prima, Sì. e specie che comunque hanno un areale molto limitato localizzato in queste zone. Ecco.
Lì diciamo, siamo in zona anche di doline, no? Abbiamo doline vicino che sono anche molto interessanti dal punto di vista naturalistico e per certi versi anche voi siete una... Sì, la stessa Carsiana è stata realizzata in una dolina per sfruttare la diversa quantità di luce che arriva sui due versanti nord e sud per poter appunto ricreare un habitat tipicamente submediterraneo, Sì. cioè più caldo nella zona nord, e nel versante sud invece un habitat più fresco, cioè l'alpinetum. Ecco, invece poi c'è quel pozzo molto profondo. Un pozzo di quasi 40 metri, Ecco. molto utile perché da lì esce aria fresca e umida che serve appunto per rinfrescare la zona montana. Lì in passato erano stati fatti anche dei rilievi di temperatura, questo te lo dico io perché avevamo partecipato con l'Unione Meteorologica del Friuli Venezia Giulia a mettere delle sonde che andavano giù fino... C'erano dei sensori in 3 punti. Sì. Anche perché sono dei dati molto interessanti che vengono dalle doline dal punto di vista del microclima. Ecco, quindi che il microclima e l'ambiente, questi habitat ricreati, secondo me rendono questo uno dei luoghi più interessanti da visitare sul Carso, ma in generale in regione. Sei d'accordo, Roberto, prima di andare in pubblicità? Ecco. Bisogna cercare di visitarli tutti per capire le differenze, esatto, partendo dal Carso perché è quello più precoce e poi andare su. E per capire anche il discorso che facciamo sempre sulla biodiversità della regione, vedere che appunto il solito... diciamo questa è la grande ricchezza di avere in poco spazio tanta varietà e ne parleremo tra poco, ma ci fermiamo di nuovo per la pubblicità. Eccoci qua, allora ultima parte di Meteo Weekend con Roberto Pizzuti, presidente del GREF, e ora andiamo ad affrontare un pochino quegli ambiti che abbiamo visto all'inizio un po' velocemente e ad approfondirli. Ti dico subito, a me interessa molto quell'aspetto didattico di cui si parlava perché ovviamente serve a richiamare, ad avvicinare più persone alla natura, cosa che mi sta particolarmente a cuore, forse sarò ripetitivo ma è così, anche perché abbiamo una regione che ben si adatta a questo contatto in zone anche abbastanza selvagge. Abbiamo visto la Carsiana che non è un ambiente selvaggio, però che rappresenta ambienti più selvaggi. Sì, abbiamo proprio una fortuna grandissima perché in poco spazio possiamo partire dal livello del mare e andare alle quote di 2700 e oltre metri, praticamente compiendo un percorso che in linea orizzontale dovremmo fare per 3000 km, quindi andando fino oltre la Siberia per trovare le situazioni che noi abbiamo in alta quota. E quindi in natura, ma anche negli orti botanici, c'è questa possibilità di apprendimento di questa grande ricchezza. Gli orti botanici danno il vantaggio di poter confrontare le specie senza rimandare, senza dover raccogliere le piante avendole in vivo, e quindi in questo modo si riesce ad accelerare proprio l'apprendimento e anche l'approfondimento delle conoscenze che non sempre in natura è facile perché non è detto che ci siano i campioni, e quindi l'utilità degli orti botanici per la divulgazione, per esempio anche la Polse che è in Carnia ha un notevole flusso di visitatori e anche di persone che non sono legate alla botanica, all'interesse botanico, perché frequentano il centro ecumenico e quindi si appassionano a quello che c'è attorno, certo. E quindi sono un messaggio perché dalla botanica si apprende la farmacopea, sì, certo. Possibilità di apprendere come curarsi senza prendere medicinali sintetici, come evitare le piante velenose. Alla Polse per esempio sono tutte raggruppate in modo da poterle riconoscere in poco spazio e c'è sempre qualcuno che ti accompagna, puoi chiedere e dai la facilità di fruire di questi spazi con un livello elevato di conoscenza. Ecco, devo dire che anche la forma di, fra virgolette, escursionismo botanico è molto interessante.
anche in questo caso magari non è solo andare a visitare un orto, ma è proprio andare in degli ambienti dove c'è da conoscere la flora e lo si fa con degli esperti, quindi anche questo è molto interessante. E come dicevamo prima, l'avete fatto anche fuori dalla regione, ma in regione come si può partecipare? Ma intanto è bene aderire anche in questo inverno in cui le escursioni non saranno molte, partecipando, intanto interessandosi a chi siamo, quindi c'è un sito su internet che fa www.gref-fvg.it, oppure anche andando su Facebook, gref-fvg. Quindi da questo contatto potete partecipare agli incontri che facciamo ogni settimana. Dopodiché in questi incontri parliamo di botanica ovviamente, ma vengono fuori discorsi anche di alimentazione, perché fra di noi c'è Ennio Furlan, che è un cuoco famoso che usa le piante per vari tipi di piatto, e conseguentemente si spazia. Dopo c'è chi è più esperto anche di medicinali, erbe medicinali. Dopodiché sulle uscite, appunto l'inverno non dà grandi soddisfazioni, ma anche no. Per esempio dal punto di vista di un argomento interessante per la conservazione della natura, andremo presto a fare dei rilievi di specie esotiche, invasive, cioè che hanno una grande capacità di diffondersi su un territorio. Per esempio andremo in comune di Palazzolo dello Stella di Muzzana, dove si è insediato una pianta acquatica, il Myriophyllum aquaticum, una specie di un altro continente, che è stata importata per motivi di abbellimento di acquari. Ecco il professor Poldini, che è così da quando lo conosco, 50 anni, e ha la sua veneranda età di vari anni più di 80. Qualcuno scriveva professore emerito, ma in realtà è sempre effettivamente è emerito, ma è anche a grande disponibilità, perché partecipa agli incontri in grande amicizia, è spiritosissimo, e da lui c'è sempre stato un traino proprio per il carisma. Quindi dicevo, queste specie invasive che è opportuno individuare dove sono e cercare di eradicare quando sono nei primi stadi di diffusione. Quindi un intervento che anche qui cerchiamo di sollecitare l'attenzione di tutti i cittadini che facciano le segnalazioni. Fra l'altro, se c'è possibilità, ancora un attimo di tempo di dirlo, io suggerisco di usare un sito che permette di fare i rilievi, è quello di CSMonLife, CSMonLife, che permette, o con uno smartphone o con una segnalazione da fare al computer, di dare le coordinate precise e quindi immagine per controllare che non ci siano cose strane. E quindi coordinate, si riesce ad ampliare le nostre conoscenze, e se sono tanti i cittadini si riescono a trovare anche prima specie molto evidenti che sono già in Veneto, che sarebbe opportuno evitare che si diffondano ulteriormente. Progetto su Flora Notevole? Flora Notevole è un progetto all'interno del complesso della flora regionale. Abbiamo selezionato un centinaio di specie che sono riportate in questo libretto, che variano da quelle un po' difficili da riconoscere a anche altre più semplici, come il Cypripedium calceolus, la scarpetta della Madonna. Ecco, quando sono individuate, riconosciute in campagna, una fotografia, rimangono le coordinate, e alla fine avremo una rappresentazione sul territorio, su una mappa, e con questo potremmo gestire sia evitando di far danni in questi posti se c'è da fare qualche opera, oppure anche cercare di fare delle attività di conservazione se vediamo che ci può essere qualche pericolo. Indicalo che adesso sei... Eccolo qua, così vediamo meglio. Flora Notevole del Friuli Venezia Giulia, un centinaio di specie con la rappresentazione fotografica, ma anche la cartina di distribuzione, il grado di pericolosità, il grado di rischio che corrono queste specie.
ed è un lavoro che può dare frutti per appunto soprattutto le specie semplici da riconoscere. Ci sono degli appassionati di montagna che adesso ci danno una mano andando in quota e Sì. se c'è anche qualche alpinista, ecco, i botanici non lo sono in genere, anche lì è interessante vedere cosa si trova in quota. Per concludere, che poi, e anche per lanciare un po' l'ultima questione di questa puntata, com'è lo stato di benessere della nostra flora in generale? Ma dipende dalle condizioni, nel senso che certi ambienti più diffusi sono in una buona condizione, certi altri sono molto a rischio, per esempio tutte le specie delle aree aperte come prati di diverso livello di evoluzione, cioè dai magredi primitivi ai magredi evoluti, ecco, o ai prati anche delle colline, non sono in uno stato ideale. Primo perché sono stati dissodati nel passato, quello che è rimasto in genere adesso viene abbandonato perché l'agricoltura non rende come una volta, quindi o c'è un affetto da parte dei proprietari a queste aree, oppure c'è il rischio di abbandono, cambio proprietario e distruzione, se non c'è abbastanza cultura, perché c'è una norma regionale che protegge questi habitat, ma se si arriva troppo tardi c'è soddisfazione di aver fatto la sanzione, ma non c'è il ripristino fattibile per cose di questo livello così grave. Quindi è importante intervenire anche, oltre che per evitare le distruzioni dirette, per garantirne la gestione, quindi sfalci regolari, e questo evita l'imboschimento. Cura del territorio. E poi anche le torbiere, ma ci sarà da dire magari un'altra volta. Ecco, io ti dicevo un po' questo anche perché tra un po' la globalizzazione dei mercati, quindi le merci che girano da tutto il mondo e un po' il clima che sta cambiando, arrivano anche specie, questo avviene anche in campo faunistico, ma arrivano anche specie che possono diventare invasive e andare a far soccombere specie invece autoctone locali. Tina, cosa puoi dirci su questo? Beh, innanzitutto le specie invasive possiamo dividerle in due grandi gruppi. Le archeofite sono quelle che sono arrivate nei nostri territori prima della scoperta dell'America e sono soprattutto specie invasive di colture di cereali. Arrivano principalmente dall'Asia centrale, dalle zone steppiche dell'Asia centrale. E poi quelle più problematiche invece sono le neofite, sono tutte quelle specie che sono arrivate per esempio con le colture di mais dall'America, quindi dopo il 1492, e quelle che sono arrivate o con i trasporti appunto, con il commercio, o volontariamente trasportate da privati, per esempio a uso ornamentale. Certo. E sono quelle che creano appunto maggiori problemi perché o vanno a insediare delle nicchie ecologiche vuote oppure sono talmente competitive per le risorse idriche oppure per i nutrienti che scalzano le specie autoctone. E questo lo puoi rilevare, per esempio, noi ci siamo visti per altro monitoraggio faunistico presso il lago di Doberdò e ci parlavi dello scotano, per esempio, da tagliare, da ridurre, ma anche nelle zone del tuo Carso, questo problema delle piante invasive. Un grosso problema sul Carso è per esempio l'ailanto, una specie il cui contenimento è un po' problematico perché presenta un apparato radicale molto potente che si espande anche per diversi metri sottoterra e il semplice taglio non basta, anzi rinvigorisce la specie. Ecco, benissimo. Roberto, io direi di concludere con un invito ai nostri telespettatori in qualche modo a mettersi in contatto con voi, perché io credo che proponiamo un altro modo di conoscere la natura in modo diretto e con gente che ne sa, perché il problema è anche questo. Ecco, quello che mi preme far più attenzione è il fatto che tanti giovani che anche studiano all'università o ai licei, agli istituti agrari, ecco,
non sempre approfondiscono questi argomenti, ma saranno forza di cose importanti, e sarà importante avere un'approfondita conoscenza delle specie, quindi bisogna sfruttare i nostri soci più anziani che possano trasferire le conoscenze, ma poi c'è sempre per tutti, anche quelli che non vogliono arrivare ad alti livelli di competenza, c'è sempre una grande soddisfazione. Mi sono sempre trovato bene, non lo dico retoricamente, perché è un'associazione che porta grosse soddisfazioni dal punto di vista umano. E io in conclusione ricordo anche che in effetti poi il GREF fa parecchie collaborazioni proprio con le istituzioni anche scientifiche o universitarie della regione. Il tempo è terminato, allora a me non rimane che ringraziare Roberto Pizzutti e Tina Krajicek per essere stati qui con noi a Meteo Weekend. Grazie a voi per averci seguito, naturalmente l'appuntamento è a venerdì prossimo, col Meteo invece ore 7, lunedì mattina presto. Io vi saluto, buon fine settimana a tutti, arrivederci.